Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Come potete vedere siamo nuovamente all'interno della nostra mappa, pronti a intraprendere una nuova avventura. Nell'ultima settimana non sono riuscito a caricare alcun gameplay proprio perché, come vi ho scritto sulla pagina Facebook, ho avuto l'influenza e ancora non è che sono al 100%, però oggi vedremo di continuare la nostra avventura. Allora, molti mi hanno detto hai sbagliato, affondare la città vicino Londra, adesso scatenerai la loro ira, si scaglieranno su di te, ti conquisteranno, ti attaccheranno. Però cercheremo di difenderci. Qualcuno mi ha detto anche che siamo messi in una buona posizione perché il passaggio è molto stretto, quindi posizionando le unità nella maniera più corretta possibile riusciremo a difenderci per bene. Intanto questi balestrieri li porto avanti. Qua abbiamo la catapulta. Stiamo portando gli spadaccini dal mare per fare più velocemente possibile. Bene, mi sa... ecco, al prossimo turno finiremo la banca. Andiamo avanti. Allora, sì, il video precedente in realtà continuava con un altro video di altri 25 minuti, ma non l'ho caricato perché era troppo lungo, quindi forse vedrete qualcosa di nuovo in questo video. Il tuo impero è destinato alla bancarotta, come potete sopravvivere con quel debito? Debito? Quale debito? Stiamo navigando nell'oro, alla tipo zio Paperone. Allora, le tigri sono qua su. Ok, allora il castello. Arrivati a questo punto possiamo portare il costruttore immediatamente nella sua posizione destinata. Io adesso porterei le tigri un po' un po' più in qua, così gli farei fare un bel giretto. Ecco, questi li facciamo avanzare. Adesso gli facciamo dare un'occhiata, vediamo che hanno qua. Hanno qualche carro, va bene. Allora, come ricerca adesso, aprendo l'albero delle tecnologie, che cosa possiamo fare? Allora, come ricerca, vediamo, abbiamo finito tutto. Tipografia 6 turni. Ecco, fusione del metallo potrebbe essere interessante. Avremo la bombarda, che è un'unità di bombardamento di epoca rinascimentale, ideale per attaccare le città. Va bene, bombarda in ricerca. E come produzione, Shien, il tempio, le mura medievali, oppure... Vabbè, queste sono tutte unità che per il momento non ci interessano. Quindi potremo fare il tempio, che garantisce più fede, slot cittadino, grandi profeti e la reliquia. Acquistare a posto, gli apostoli si possono acquistare solo in cambio di fede. Vai. Qui ovviamente è la nostra zona prefissata. Allora, la catapulta la mettiamo più a destra. Cosa facciamo? Allora, gli spadaccini siamo a posto. Ecco, il costruttore lo portiamo verso la costa. Le tigri si sono già mosse. Questo carro lo facciamo avanzare. Questi pure. Mi avete detto di mettere le unità in una precisa posizione. Adesso il carro lo porteremo qua per fare una specie di... qua abbiamo altri balestrieri. Perfetto. Qui la miniera possiamo completare. Sì, io direi questi arcieri di metterli... Per adesso lasciarli così. Questo lasciamolo qua. Qual è l'unità che attende ordini? Va bene, basta così. Ecco qua lo scout, lo facciamo navigare verso ovest. Questa catapulta la facciamo addormentare sulla riva. E andiamo avanti. Allora, adesso cosa facciamo? Innanzitutto costruiamo queste due mura di cinta. Abbiamo un po' di salnitro, perfetto. Un'altra cosa ragazzi, questa mattina quando ho acceso il computer e stavo per iniziare la registrazione di Civilization, vedo che la mia scheda audio esterna si è rotta. Cioè vado a inserire il jack per ascoltare appunto l'audio e si sentiva solo da una cuffia. Allora, arrivati a questo punto costruiamo la grande muraglia, 4 la forza difensiva dell'unità occupante. Vai. Andiamo qua. Tu amico mio, vedi se ti puoi imbarcare al più presto insieme alle tigri. Che io voglio controllare le tigri. Ok. Il carro lo portiamo un po' più avanti. Questo carro pure. Io ho detto il carro. Ok. Quindi il carro lo mettiamo qua. Questi arcieri li spostiamo indietro. Questi sono a posto. Ok. Abbiamo già finito la prima parte della nostra muraglia. Come emissario possiamo sfruttare cosa? Zanzibar a livello 6 avremo 4 di oro in ogni distretto. Ad Attusa, ecco qua, scienza aggiuntiva. A Seul avremo scienza aggiuntiva. Io direi di sfruttare cosa? Meglio Zanzibar. Vai, conferma posizionamento. Come unità che attende gli ordini c'è lo scout che lo sposteremo un po' più avanti. E come altra unità l'altro scout che si farà un giro più a sud per vedere il grande dominio incontrollato dell'Inghilterra. E arrivati a questo punto
vediamo cosa fare. Abbiamo tantissimi soldi anche per turno. Ecco, qua stiamo finendo il mulino d'acqua che ci darà una bella spinta a livello di produzione. Però la cosa più importante... Ecco, per adesso sto usando la scheda audio che avevo tanto tempo fa, cioè la scheda audio interna della scheda madre, perché quella esterna è una buona scheda. Creative Sound Blaster dopo circa 8 anni si è rotta. Anche perché era una scheda audio usata, quindi dopo tanto tempo penso si sia rotto qualcosa all'interno. Allora, questo lo spostiamo in avanti. Questi arcieri li rimettiamo qua. Facciamo una specie di panino. Ok, questi li fermiamo qua. Come produzione, allora, abbiamo completato il nostro mulino d'acqua, quindi già abbiamo un bel po' di produzione in più. E il granaio cosa ci darà? Però vediamo come siamo combinati. Abbiamo cibo a posto, la trattiva è adatta, 5 abitazioni, stiamo crescendo molto rapidamente. Allora, il monumento da cultura, le mura, però io direi di fare il granaio che ci danno cibo, abitazioni. Sì, il costruttore già ce l'abbiamo, li stiamo portando, quindi facciamo il granaio. Ok, come unità, le tigri accucciate adesso vanno verso il mare, il costruttore si imbarca. Ecco qua, lo scout gli farà da guida e gli spadaccini sono arrivati, ragazzi, vedete, molto più rapidamente di tutta i ragazzi qua nel valico Tung Shao. Fermi qui. Allora, questo... possiamo aggiornare anche il carro pesante, adesso lo aggiorneremo. Unità attende ordini, questo carro lo portiamo qua, lo facciamo arrivare qua dietro così lo aggiorniamo. Questo scout lo facciamo scendere, vediamo che nascondono. Vai. Allora, oh, attenzione, stanno le voci, la Sumeria entrando nell'epoca industriale, addirittura qua a finire che vediamo gli aerei della Sumeria che sorvolano le nostre terre, le nostre acque, i nostri cieli. Allora, il tuo commerciante Shikien ha sentito dire che la Norvegia ha appena ricevuto una delegazione straniera a fare questo provenisse dall'Inghilterra. Attenzione, si vogliono alleare contro di me. Stiamo antipatici a tutti, quanto pare. Allora, qua che facciamo? L'altra grande... Ah, ok, serve più attrattiva. Dove? Ah, qua servono più abitazioni, più attrattiva, ovviamente anche a San Pietroburgo. Adesso vediamo. Intanto qua devo finire questa pezzo di grande muraglia. Guardate che figa. Noi entriamo in mare. Ok. Questo carro pesante, vediamo di spostarlo un attimo qua. Lo portiamo poi qua dietro. Il costruttore lo dobbiamo mettere poi qua dietro. Però guardate che figa la grande muraglia. E allora, questa unità la mettiamo qua. Ecco. No, facciamo così. Questi li lasciamo così. Lo scout lo facciamo avanzare, il costruttore pure. Tigri accucciate le stiamo qua. Allora, unità attende ordini. Chi è che sta attendendo ordini? Voi? Mamma mia, guardate come sono proprio enormi questi qua. Cioè, guardate delle grandi unità che hanno appunto ferme. Però noi ce l'abbiamo più pregiate. Però il problema, la cosa che mi preoccupa è la possibile alleanza con la Norvegia. Allora, andiamo un po' a vedere l'impero norvegese. Fai uno scambio. Avanza una pretesa. Possiamo anche inviare una delegazione, ma penso che non possono accettare, che loro sono d'accordo con l'Inghilterra. Però uno scambio lo volete fare, per esempio, se una cosa tranquilla, un diritto di passaggio potrebbe essere interessante o no? Vediamo. Grazie davvero. Ecco, forse abbiamo aumentato. Ecco, pure noi possiamo andare nel loro territorio. Loro hanno il ferro. Noi abbastanza. Ecco, potremmo fare qualche altra cosa, per esempio... No, per adesso basta così, vediamo. Sono sempre ostili, però adesso possiamo passare nel loro territorio, ma potrebbe essere una buona scelta questa. O forse no. Comunque, andiamo avanti. Perché vorrei farmi amico qualcuno, non posso farmi amico solo le città-stato, perché queste fino a un certo punto non è che Hong Kong ci può dare una grande mano. Ancora loro hanno i picchieri, le unità con la clava. Abbiamo però una rotta commerciale attiva con la Norvegia, però attenzione. Però il fatto che l'Inghilterra abbia inviato una delegazione e loro l'hanno accettata è un problema. Allora, questo carro, arrivati qua, lo possiamo convertire in cavaliere.
Eccolo qua. Cavaliere di epoca medievale. Possiamo portare il costruttore immediatamente in questa zona. Quindi questo lo portiamo qua. Questo costruttore lo possiamo spostare un attimino più in qua. E visto che ci siamo, lo voglio portare un attimo in mare. Tanto per vedere una cosa. Questo poi lo sposteremo qua. Allora, arrivati qua, prendiamo questo carro e lo mettiamo qua. Non si può fare? Perché no? Non lo so. Va bene. Ah, qua c'è un'altra zona che possiamo migliorare. Che sfighe dall'altra parte della montagna. Però... ah, forse possiamo espanderci anche di qua. Mamma mia, tutta sta costa frastagliata, che brutto punto. Facciamo così. Mettiamoci qua. Allora, questo costruttore gli facciamo finire questo pezzo. Questo purtroppo era messo qua in un'ottima posizione. Dovrà ritornare qui e rimettersi a costruire. Allora, andiamo avanti. Fusione del metallo tra un po'. Questi sono degli spadaccini che possiamo mettere proprio sul fronte. Questi sono balestrieri. La catapulta può anche intervenire immediatamente. Londra... è difficile da prendere Londra perché non è che abbiamo tante unità d'assedio, eh? Ci servirebbe una bombarda o anche le tigri accucciate che stanno arrivando. Allora, abbiamo il nostro commerciante che possiamo mandare dove? A Seoul, a Hong Kong. A Hong Kong avremo 6 punti di oro, 3 punti di produzione. È interessantissimo. Vai. Vediamo un po'. Balestriere fortificato. Questi sono combattenti. Li mettiamo qua, dai, per forza. E basta così. Unità attende ordini. Questa. Adesso la cosa sta diventando pericolosa perché noi non ci possiamo muovere più di tanto. Perché adesso vi spiego un po'. Intanto missione della città-stato. Hai completato una missione della città-stato. Hai guadagnato la ricompensa di un emissario proprio per Attusa. Perché qua? Ecco, abbiamo completato la storia del cavallo, quindi del cavaliere. Quindi a Zanzibar ce ne manca uno, ad Attusa altri 2. Va bene così. Il problema adesso è un altro. Il problema è questo. Io mi spavento un po'. A San Pietroburgo stanno nascendo questioni per l'attrattiva. Io più di questo, guardate un po' tutte le risorse di lusso che abbiamo sviluppato funzionano, cioè ne vorrebbero ancora di più, ma io per il momento non so che fare, perché come potete vedere 3 attrattiva di 4 richieste, 3 su 4, meno 15% rese cibo, però 19 turni ancora per la zona industriale. Ce ne vorrà ancora un bel po' ci vorrà ancora un bel po' di tempo. E altre risorse strategiche poi non ce ne sono nelle vicinanze. Dovrei espandermi molto verso sud. Non conviene. La cosa che mi preoccupa è questa, perché intanto noi l'Imperazteco non lo possiamo parlare con lui. Possiamo inviare una delegazione. Non oggi. Neanche lui si vuole mettere a parlare con noi. Perché appunto sono ma perché ce l'hanno con noi? Vediamo. Nuova voce, oligarchia. Ecco, sono molto amichevoli con l'impero inglese. Ecco, sono in guerra i norvegesi con la Sumeria. Pace con la regina Vittoria invece, vediamo un po'. È detestata da quasi tutti tranne che dagli Aztechi. Le nostre relazioni. Vabbè, le ragioni le conosciamo. Ecco, c'è la guida per migliorare con la Norvegia. Vediamo un po'. Allora, azioni per aumentare il livello d'accesso. Ricerca, tecnologia, tipografie, invia una delegazione, stabilisce un'ambasciata, gioca con Caterina De Medici, concorda un'alleanza, invia una spia in una missione, appostamenti. Ma potremmo ricercare la tipografia, l'unica cosa che possiamo fare, una delegazione non la vogliono. Vediamo un po' le nostre relazioni. Oh, ecco qua. Per migliorare le tue relazioni, poi offre uno scambio favorevole, stabilisci una rotta commerciale, dichiara amicizia, invia una delegazione, stabilisci un'ambasciata, soddisfa una delle loro agende, ecco qua, ultimo re dei vichinghi, un'agenda nascosta per vedere. Agenda nascosta, devi raggiungere il livello d'accesso aperto. E allora, per peggiorare le tue relazioni, ovviamente, in contrasto con una delle nostre. Non possiamo vederle però le agende. Costruire una flotta potente rispetto alla civiltà. Limitata, ostili. Non posso dichiarare amicizia, altrimenti mi farei i Sumeri contro più di quanto non lo siano adesso.
Abbiamo il diritto di passaggio, però, che potrebbe essere interessante. Basta così, allora, pensare su questa storia. Allora, arrivati a questo punto, che cosa possiamo fare? Passiamo il turno. Magari nei prossimi turni dichiarerò l'amicizia, ma più avanti. Adesso no. Attenzione che qua questi ecco, possono passare attraverso il nostro territorio, come gli abbiamo detto. Io attraverso il loro, però è stata una mossa tanto per coprirmi le spalle, perché ho visto l'azione nei riguardi della regina. Qua, mamma mia, quante unità! Questi che sono? Ah, l'apostolo, eccolo qua. Quante sono? Una, due... Cioè, è enorme la potenza. Però, fortunatamente sono tutti carri pesanti che... Mamma mia, allora, portiamo questo qui e facciamo costruire qualcosa al più presto. Come produzione, a Shien, adesso che abbiamo completato ciò che avevamo detto, il tempio, la sinagoga, più 5 fede, tempio, luogo santo, mura medievali, costruttore, torre d'assedio, investimenti, snodo commerciale. Completiamo, ragazzi, la sinagoga per aumentare sempre la nostra fede. Sicuramente ci servirà più avanti. Allora, come unità che attendono ordini, qua cosa c'è? Io aspetto altri soldi per migliorare le unità. Quindi, vediamo un po'. Questo costruttore è fermo qua. Questo lo rimandiamo indietro. Vediamo. Ah, hanno anche Manchester, Londra. Allora, Londra hanno una, due. Non è che hanno così tante unità. Cioè, hanno catapulte, sì, ma... Boh, vediamo. Allora. Ma non possiamo scendere, purtroppo. Vediamo altre unità. Questi sono i soldati con moschetto. Vediamo, vediamo, vediamo. Queste vanno bene qua, queste pure. Questi li facciamo avanzare più avanti. Altro... Cioè, non mi viene in mente. Allora, se andando nella sezione della regina Vittoria... Ecco, un casus belli rappresenta una ragione per dichiarare guerra che riduce o annulla totalmente le penalità per la bellicolosità normalmente imposte. Ecco, l'unica cosa è dichiara una guerra formale, una penalità evidente. Dobbiamo aspettare che ci dichiarino guerra loro. Se un po'... se non tramonta mai... Come pretesa possiamo richiedere qualcosa. Cioè, dobbiamo creare un capro espiatorio affinché ci dichiarino guerra. Però... Perché allora, nel caso ci dichiarassero guerra, come si svolgerebbe il nostro attacco? Intanto queste unità le fortifichiamo. Queste qua addormentatevi, ragazzi. Voi pure. Queste unità, sì, anche ferme qui. Allora, voglio ragionare un attimo. Questo, ok, addormentati pure. Sì, sì, queste unità lasciamole per il momento così. Allora, come potremmo iniziare la battaglia? In un'ipotesi. Allora, potremmo portare la catapulta qua dietro, farla salire così. Però insieme alla catapulta deve andare anche qualche altra unità. Il carro pesante che c'è qui possiamo portarlo da dietro con la nostra catapulta per riuscire a... Oh, eccoli qua. Sì, sì, magari possiamo fare così, ragazzi. La tigre accucciata attaccherà dal mare, così, scenderà così. Da questo valico passerà il cavaliere più i balestrieri e i moschettieri. Li posizioneremo in questo triangolo. Sun Tzu. Perfetto, allora come politiche adesso, arrivati a questo punto, abbiamo guadagnato 6 forza, ecco i bastioni, 6 forza difensiva delle città, più 5 forza d'attacco a distanza dalle città, potrebbe essere interessante. Forza difensiva della città, forza d'attacco a distanza, oppure 100% costruzione di edifici difensivi. Io metterei... No, però questo il costo di mantenimento è anche molto interessante. Come possiamo cambiare governo? L'autocrazia ci permetterà di avere due politiche militari, una commerciale e una varia, a quanto capiamo. No, ma... Repubblica classica? No, 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 no. Per adesso rimaniamo così. Come progresso civico, invece, andiamo nell'albero dei progressi civici e portiamo avanti il feudalesimo. Perfetto, il feudalesimo ci permetterà di avere il contratto feudale, produzione per la costruzione di data amiche a distanza di epoca. Oh, perfetto. Ecco, qua 2 azioni di costruzioni extra ai costruttori appena addestrati. Attrattiva.
Ogni città con unità di guarnigione. Ogni città riceve una di qualcuno un indirizzo specializzato. L'alleanza. Tradizione navale. No, no, no. Andiamo avanti col feudalesimo. Allora, il costruttore che è qui costruirà la bella miniera. Così, in un ben che non si dica, termineremo. Qua avanziamo. Come abbiamo detto, il carro lo facciamo imbarcare. Non mi ricordo dove si poteva imbarcare. Mi sa che si poteva scendere di qua. Qui abbiamo lo scout che lo facciamo avanzare per dare un'occhiatina nei territori inglesi. Qua c'è anche un altro. Mamma mia, stiamo dichiarando veramente guerra a un impero troppo possente. E quindi dobbiamo stare attenti. Allora, queste unità le portiamo qua, le facciamo girare. Andiamo in avanti. Qua c'è un altro carro. Allora, con questa unità vorrei attaccare di qua e cercare di attaccare da questo lato. Le tigri accucciate attaccheranno da quest'altra parte. Gli spadaccini seguiranno magari le tigri accucciate. Quindi, amico mio, spostati, fai largo. Quindi 2 di qua, 3 di qua e altri 1, 2, 3, 4 da questa parte. Forse qualcuno lo lascerò nella guarnigione principale, nella città. Allora, arrivati a questo punto, San Pietroburgo è tranquilla, penso, per il momento. Non creeranno altri problemi. La tua promessa è infranta. È stata infranta e le truppe sono appunto pronte all'invasione, si stanno spostando, quindi passiamo il turno e vediamo che cosa accadrà. L'Inghilterra ha già giocato. Sì, vogliamo rimanere qua perché non mi interessa, io voglio rimanere qui, voglio espandere il dominio. Questo costruttore adesso farà il giro e finirà qui il ferro. Ecco l'Inghilterra, ragazzi, che gioca. Meno male che abbiamo fatto un pezzo di grande muraglia. In mare penso non si possano costruire queste strutture, perché ancora la tecnologia per farle in mare, strutture di questo tipo, non penso c'era. Bene. Allora, come ricerca, vediamo di andare avanti. Balistica, cannone da campo. Questa è davvero una roba. Ah, tipografia potrebbe essere importante per fornisce un livello in più di visibilità diplomatica nei confronti di tutte le altre civiltà. Il turismo fornito dai capolavori è raddoppiato. Vai. Non abbiamo capolavori letterari ancora, però possiamo avvicinarci alla Norvegia. I barbari si avvicinano. Oh, i barbari in arrivo. Selezioniamo i nostri migliori tiratori. DCN e fuoco, via dalle scatole. Benissimo. Arrivati a questo punto, prendiamo la nostra tigre accucciata insieme al nostro spadaccino migliore e li facciamo avanzare. Oh, ma perché lo spadaccino? Spadaccino. Allora, ragazzi, pronti a imbarcarvi nelle gelide acque del Polo Nord. Questi fermi qua. Abbiamo finito la bombarda, quindi volendo possiamo reclutarla magari, possiamo comprarla. Sarebbe un utile oggetto da guerra. Arma da guerra più che altro. Allora, fermi qua, addormentatevi. Allora, voi potete stare fermi. Maledizione. Veramente, è un problema in questo gioco che mi deve scegliere lui le unità. Voglio sceglierle io. Perché deve comandare lui? Oh, questa unità qui la lasciamo qua. Quindi con 2 unità volevo penetrare qua, anche se sarà abbastanza difficile. Però loro, quando io gli dichiarerò guerra, si muoveranno e vedremo un po' come fare. Quindi queste 3 le portiamo qua. Oh, però poche unità, perché me ne serve un'altra ancora. Cos'è questo? Base commerciale creata. Completare una rotta commerciale ha creato una base commerciale per te nella città di Ginevra. Meno male, almeno abbiamo qualcosa in più con la Norvegia, perché avere le spalle coperte a sud è una cosa importantissima. Qua abbiamo le città-stato, ma a sud avere il terreno coperto dalla Norvegia è una cosa fantastica, perché dobbiamo solo preoccuparci del settore ovest. Terminato questo problema, cioè, ragazzi, io sto vedendo cose qua sotto pericolosissime. Allora, arrivati a questo punto, wow! Possiamo inviare più che delegazione, possiamo intraprendere una rotta commerciale a Nidaros, ci garantirà 12 oro dai distretti nella città di Nidaros, 1 di oro, basi commerciali lungo la via, oro, altri bonus, davvero, in 18 turni potremmo davvero guadagnare 15 punti di oro. Dai distretti nella città di Nidaros, quindi siamo a 12, 13, 14 e 15, giusto? Ma io la intraprenderei. Sì, dai, proviamoci, 18 turni, ma così stringiamo un legame più
forte con la Norvegia.